Il ricordo delle vittime innocenti della mafia alla presenza di alcuni familiari. Toccante la loro testimonianza. Per violenza in famiglia finito in manette un uomo di Santa Elisabetta. Ad Aragona individuato l'autore di un danneggiamento. Relazione della DIA su Cosa Nostra Agrigentina. Appello per sottoporsi al test. Calcio, giocatore dell'Acragas 2 volte in campo malgrado la squalifica. Benvenuti a TVA Notizie. Palma di Montechiaro ha ricordato le vittime della mafia con la testimonianza di alcuni familiari. Il servizio di apertura di Arturo Cantella. Nel giorno del 31esimo anniversario della morte del beato magistrato Rosario Livatino, anche l'amministrazione comunale di Palma di Montechiaro, con in testa il suo primo cittadino Castellino, ha voluto ricordare le vittime di mafia con un evento tenuto presso la sede del comune, nell'atrio dello stesso, che ha visto le testimonianze dirette di alcune vittime di mafia, come il padre di Agostino, di Gebbia, la collaborazione con il gruppo consiliare Io Sono Palma, Angela Rinollo e Letizia Pace. Quindi 2 corone di fiori sono state deposte dall'amministrazione comunale per ricordare Rosario Livatino e Giovanni Fazio, il vigile urbano di Palma di Montechiaro, anche lui ucciso dalla mafia. Quindi la rappresentazione teatrale Anime che si chiamano, realizzata dalla compagnia teatrale Arcobaleno, diretta da Antonella Monreale, ispirata alle vittime di mafia. Il 21 settembre è una data fondamentale per Palma di Montechiaro, perché ricordiamo il giudice Livatino, oggi per il primo anno beato tra l'altro, quindi lo ricordiamo anche sotto questo aspetto di ulteriore umanità, ma anche di trasporto religioso, e per chi è credente come me anche, diciamo, finalmente agli onori degli altari. Al contempo si ricorda il sacrificio cruento di Giovanni Fazio, un poliziotto municipale, un vigile urbano che nel 97 ha perduto la vita in maniera tragica, lasciando una moglie e un bambino all'epoca di appena 5 anni. In questo contesto il Comune di Palma di Montechiaro, insieme al gruppo Io Sono Palma, su iniziativa del gruppo Io Sono Palma, oggi abbiamo organizzato un momento di testimonianza con Vincenzo Agostino e con Leonardo Gebbia per ricordare altre 2, anzi in realtà altre 3 vittime di mafia, perché Antonino morì con la moglie che peraltro era in dolce attesa, e oggi è anche l'anniversario del fratello di Leonardo, appunto di Leonardo Gebbia, perché la prima strage di Porto Empedocle appunto è 21 settembre 1986. Quindi oggi commemoreremo anche il sacrificio di queste vittime innocenti che non erano, badate bene, nel posto sbagliato al momento sbagliato, ma loro erano nel posto giusto al momento giusto. Erano gli altri, i mafiosi, a essere nel posto sbagliato e nel momento sbagliato, perché non si spara per nessuna ragione e non si spara in un bar affollato uccidendo 8 persone. Vado a memoria, ma credo che le vittime siano state quelle lì. Palma di Montechiaro è in prima linea, sia in termini di perdono, ma in termini di legalità, in termini di ricordo, perché l'unica arma che abbiamo per non dimenticare, per non rendere vano quel sacrificio, è il ricordo perpetuo e l'esempio per le giovani generazioni. In questo modo, anche se triste, grideremo il nostro Viva Palma di Montechiaro, perché ancora una volta indicheremo il percorso della legalità e del rispetto dello Stato. I momenti come questi sono sempre importanti, perché ricordare i nostri cari è una cosa meravigliosa e noi lo facciamo a viso aperto, noi lo facciamo davanti di tutti, perché devono sapere tutti quanto che i nostri cari hanno camminato anche loro su questa terra, hanno fatto il proprio dovere, tutti, e quando questi hanno fatto il proprio dovere c'è stato la mano dello Stato, uomini deviati dello Stato, che praticamente questi uomini oggi non ci sono più. E noi questi uomini deviati dello Stato li dobbiamo mandare via, non ci devono esistere più. Per non esistere più questi ci vuole la cultura.
I ragazzi devono studiare, i ragazzi devono andare a scuola e devono istruirsi. Noi siamo quelli che per 365 giorni all'anno portiamo avanti la memoria. Quindi oggi è una data importante, il 21 settembre. Fatal caso la ricorrenza dell'eccidio del giudice Livatino, ma anche la morte di mio fratello. Quindi 2 giovani ferventi cattolici e portiamo veramente avanti la memoria. È una manifestazione importantissima che ricade proprio in questa giornata, non a caso il 21 settembre è la giornata di commemorazione del giudice Rosario Livatino e del vigile urbano Giovanni Fazio. Ogni anno questa amministrazione organizza un evento per commemorare queste figure importantissime che hanno perso la vita e hanno pagato con il loro sacrificio il prezzo di aver fatto bene, aver vissuto per quel poco che hanno potuto una vita all'insegna della giustizia e del bene. Abbiamo invitato la compagnia teatrale Arcobaleno che realizzerà un'opera teatrale pertinente in memoria e in ricordo di tantissime vittime di mafia e dei familiari delle vittime di mafia. Sono presenti tra l'altro ospiti importanti questa sera, tra i quali Leonardo Gebbia e Vincenzo Agostino, proprio per commemorare i loro familiari. Siamo sicuri, è una giornata, una serata assolutamente commovente che siamo sicuri possa colpire il pubblico che sarà presente. Sono felice che stasera siamo qua a Palma, tra l'altro proprio il 21 di settembre che c'è o in onore del giudice Livatino. Perché siamo qua? Perché nella nostra rappresentazione diciamo che la parte clou è proprio dedicata a lui, è dedicata a quest'uomo che ha fatto della giustizia proprio la sua vita, e tanto che sappiamo come è andata a finire, e farlo qua a Palma sapendo che i suoi carnefici proprio sono di qua è un'emozione grande da parte di tutti, da parte nostra e da parte penso delle persone che stasera verranno a vederlo. Festival della legalità, proseguono a Canicattì le iniziative per ricordare i giudici Livatino, Saetta e il figlio Stefano. Eugenia, durante il tuo percorso hai trovato difficoltà? Beh sì, soprattutto economiche, nel senso che molti di noi devono a un certo punto fare una scelta, perché magari vedi che i tuoi amici arrivati a una certa età cominciano a guadagnare bene e tu invece ancora magari scrivi a pezzo, allora sei un po' a metà tra il prestigio di vederti i pezzi firmati, però poi comunque a fronte di tanto lavoro e tanto prestigio magari poi non hai, come dire, un adeguato compenso economico per tanti anni, questo sì, ma penso che sia una difficoltà condivisa da tutti quelli che scrivono cominciano così e si sa, per anni comunque è così. Qual è il futuro del giornalista? Allora, il futuro del giornalista secondo me è quello di essere sempre più preparato ad affrontare le sfide del digitale. Io ho molti colleghi più grandi che stimo tantissimo, ma che ancora hanno difficoltà a interfacciarsi con magari piattaforme video, non farli, ma proprio produrli, cioè non parteciparvi, quanto montare un video, cambiare un'immagine, quindi tutto quello che riguarda l'online è ancora per molti, per fortuna non tutti, ma per molti è ancora un terreno un poco di difficoltà. Il futuro è quello di capire che non esiste più il giornalista vecchio stampo, ma che dobbiamo comunque anche un po' imparare nuovi linguaggi.
Manuela Modica, oggi viviamo un momento particolare e chi ne risente di questa situazione è il giornalismo che a volte non riesce a raccontare effettivamente come stanno realmente le cose. Che non ci si riesca a raccontare come stanno effettivamente le cose, magari lo metterei un poco in dubbio. Ecco, si riesce, non è che non si riesca. Il problema è che si è poco ascoltati rispetto a questo, proprio perché è un sistema completamente nuovo che gli editori non hanno saputo cavalcare o comunque seguire, in qualche modo governare, e dove sicuramente il lettore, che sono molti di più, non è che sono di meno, adesso sono molti di più proprio perché le informazioni sono molto più a disposizione di tutti, però va in qualche modo orientato dai social, quindi anche del rispetto ai propri interessi, e tutti vanno a cercare insomma quello che può confermare le proprie opinioni, non tanto il fatto e la verità in quanto tale, ma soltanto qualcosa che confermi l'idea che già c'è, quindi l'opinione prima del fatto, e il giornalismo è l'esatto contrario. Come ti sei approcciata al mondo del giornalismo? È stato del tutto casuale, nel senso che me l'hanno chiesto e un amico, quando ero un po' più piccola, mi ha chiesto di collaborare con lui in un giornale locale, e poi da lì ho capito che era la mia passione, perciò ho fatto la gavetta, ho iniziato una gavetta che sembra ormai di questi tempi non finire mai. Gioacchino Schicchi, una delle firme più autorevoli del quotidiano La Sicilia, quanto ami questo lavoro? Bisogna amarlo parecchio, bisogna soprattutto riuscire ad amare questo mestiere al di là della sensazione di, tra virgolette, potere che questo ti dà, perché c'è il grosso rischio di avvertire un'attrazione non positiva, non utile al lettore. Questo lavoro lo amo tanto e sento spesso tanto la responsabilità di fare il mio lavoro per i lettori. Sento l'obbligo quando non puoi scrivere qualcosa perché magari quel giorno non stai lavorando, perché può capitare che quel giorno senti la responsabilità di non star raccontando un pezzo di quello che avviene. E questa è una sensazione che ti porta spesso a capire che questo mestiere è un mestiere che ti sceglie per molti versi, e che è necessario riuscire a portarlo avanti nonostante le difficoltà di cui hanno parlato i miei colleghi e che chiunque fa giornalismo conosce benissimo, soprattutto a livello locale. Oggi è difficile vedere e scrivere nello stesso tempo quello che realmente si vede. Sì, siamo in una fase in cui fare cronaca non è semplice, il motivo è presto da dire, perché viviamo di opinioni, viviamo di social dove le fake news, le bufale si confondono con i fatti reali. Il cronista oggi, probabilmente molto più di ieri, deve innanzitutto impegnarsi per emergere, per far capire di essere una figura all'interno della società, del mondo dell'informazione, che si diversifica per professionalità, per competenze rispetto al lettore che oggi con un cellulare in mano riesce in qualche modo a produrre contenuti da veicolare sui social. Questo non significa difendere una categoria come molti che credono che sia una casta, ma difendere l'informazione nel suo valore qualitativo, perché non basta un cellulare per poter trasformarsi in giornalisti. E ieri sera, nell'anniversario dell'uccisione del giudice Livatino, il comitato di quartiere Fontanelle Insieme, in collaborazione con la cooperativa sociale Rosario Livatino, si è tenuta una cerimonia di commemorazione nell'omonima piazzetta del quartiere di Fontanelle intitolata al giudice, con annessa la villetta da poco resa fruibile e bonificata nel rispetto del nome che porta. Veniamo alla cronaca. Un arresto dei carabinieri di Canicattì a Santa Elisabetta per violenza e abusi in famiglia. I particolari resi noti in conferenza stampa al comando provinciale. Arturo Cantella.
I carabinieri del nord della compagnia di Canicattì hanno tratto in arresto un pluripregiudicato di Santa Elisabetta, attualmente affidato in prova ai servizi sociali dal Tribunale di Sorveglianza a seguito di una condanna per violenza privata in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Agrigento nei confronti di costui, responsabile di violenza sessuale su un minore, maltrattamenti in famiglia e lesioni. Le indagini sono iniziate alla metà di agosto, quando un adolescente minore degli anni 16 di Santa Elisabetta ha chiesto un aiuto ai carabinieri, accennando i gravissimi comportamenti del patrigno, solito rivolgerle delle attenzioni proibite. Un racconto iniziale che ha immediatamente allertato la Procura della Repubblica di Agrigento, impegnata con i carabinieri in un codice rosso, che ha richiesto l'approfondimento riservatissimo nel contesto sabettese e del chiuso delle sue famiglie. Qui gli inquirenti hanno documentato la sottomissione subita dalla giovanissima vittima, prima oggetto di attenzioni particolari, iniziate quando ella aveva solo 10 anni e poi in una escalation continua tese a vincerne la resistenza, assaltata in assenza dei familiari conviventi e sottoposta a violenti atti sessuali. È comune addirittura nel racconto delle due vittime la presenza della cosiddetta sucalora, un termine dialettale usato per indicare il tubo di gomma brandito dal patrigno per picchiarle. I carabinieri del nord della compagnia di Canicattì hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Agrigento nei confronti di un pluripregiudicato, nei riguardi del quale sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza in ordine a fatti di violenza sessuale sul minore e lesioni commessi nell'ambito familiare. Le indagini sono state originate dalla richiesta d'aiuto della giovanissima vittima, che si è rivolta ai carabinieri raccontando di essere appunto oggetto delle attenzioni sessuali da parte del patrigno, che approfittava dei momenti in cui la vittima rimaneva sola in casa per assaltarla sessualmente. Uguali fatti di violenza sono stati raccolti dai carabinieri, con vittima il fratello di questa ragazzina, picchiato dal patrigno con l'uso di strumenti domestici, purtroppo assoggettato fino al punto di ritenere meritate le gravi percosse subite. Le indagini sono in corso, le vittime sono state messe al sicuro. Purtroppo abbiamo esplorato un ambito molto difficoltoso dal punto di vista culturale e segnato in famiglia dalla presenza della violenza. La violenza è interpretata dall'indagato come strumento per correggere le condotte dei figli della donna che conviveva con lui. Quindi c'è stata una denuncia esplicita? Sì, c'è stata una denuncia che, per quanto può essere esplicita, la denuncia della vittima di violenza. Parliamo di una ragazzina che non ha neanche 16 anni. Quindi queste poche parole sono state poi messe insieme dai carabinieri e valutate dalla Procura della Repubblica nell'ambito di quello che è il cosiddetto codice rosso. Quindi questo ha generato un'urgenza nell'approfondimento investigativo. La cosa che ci ha lasciati davvero perplessi è stata l'interpretazione della violenza da parte delle vittime e il silenzio, che l'interpretazione della violenza è intesa come qualcosa che in quella famiglia purtroppo accadeva, e il silenzio che l'indagato era riuscito a imporre appunto in ambito familiare affinché queste cose non venissero fuori. È identificato dai carabinieri e denunciato l'autore del danneggiamento dell'unico postamat di Aragona. Si tratta di un giovane operaio del luogo. Vediamo. I carabinieri della stazione di Aragona hanno depositato presso la Procura della Repubblica di Agrigento un'informativa di reato a carico di un giovane del posto di anni 25, un operaio ritenuto responsabile del danneggiamento dell'unico sportello ATM dell'ufficio postale di Aragona. Lo scorso 11 agosto il direttore dell'ufficio postale formalizzava presso la stazione dei carabinieri l'atto di denuncia querela nei confronti di ignoti dopo aver constatato la rottura dello schermo touch
dello sportello automatico BancoPosta posto sul retro dell'ufficio. I militari dell'Arma, acquisita la denuncia, hanno avviato così le indagini, analizzando le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza attivo proprio nello sportello ATM della Posta. La visione dei filmati ha consentito così ai carabinieri di accertare che nel corso della notte dello scorso 11 agosto un giovane ragazzo, dopo aver inserito la propria tessera BancoPosta all'interno dello stesso sportello per eseguire un'operazione, scagliava un violento pugno sullo schermo, mandandolo quindi in frantumi. Quindi è stato semplice per i carabinieri incrociare i dati della tessera BancoPosta utilizzata per eseguire l'operazione con le immagini acquisite. Il giovane dovrà quindi rispondere dell'accusa di danneggiamento aggravato. Presente il sottosegretario Giancarlo Cancelleri. È stato demolito oggi il vecchio viadotto Salso sulla 640. Presenti il prefetto di Caltanissetta Armenia, l'assessore regionale Falcone e il sindaco Gampino. Dopo tante controversie che hanno rallentato o bloccato i lavori su questa strada, ha detto il sottosegretario, ricominciamo a vedere lavorare nel cantiere abbandonato con il rischio di lasciare incompiuta l'importante opera. L'obiettivo, ha aggiunto Cancelleri, è di consegnare la 640 completa entro la fine del 2022. Relazione della DIA di Agrigento riguardante il secondo semestre del 2020, il ruolo di Cosa Nostra Agrigentina. Arturo Cantella. Consueto bilancio di fine anno della DIA, quali le novità? Allora il bilancio è relativo al secondo semestre 2020, si tratta appunto della relazione semestrale che è stata consegnata al Ministro dell'Interno e che il Ministro dell'Interno ha riversato al Parlamento e da qui appunto pubblicizzata. Si tratta di una relazione che mette in luce a livello nazionale quelle che sono le principali criticità, quali sono appunto i rischi sul territorio e quali sono appunto le vulnerabilità del territorio stesso. Segnatamente alla provincia di Agrigento non ci sono significative novità rispetto al passato. I dati principali sui quali si argomenta l'analisi criminale sono quelli delle più importanti operazioni di polizia giudiziaria che sono state messe in atto in quel periodo. Nello specifico abbiamo l'operazione Mosaico della Polizia di Stato che ha messo in luce l'esistenza di una faida sull'asse Sicilia-Belgio e che riguardava prevalentemente traffico di sostanze stupefacenti. Abbiamo anche un'altra operazione di contrasto su Palma di Montechiaro per quanto riguarda l'esistenza di una faida di natura familiare che ha messo in luce l'esistenza di organizzazioni criminali quasi strutturate in via elementare, ma non per questo meno importanti, sono i cosiddetti paracco, che si distinguono sia da Cosa Nostra che dalla Stidda. Sempre per quanto riguarda i dati che ci restituisce il semestre, ricordiamo importanti sequestri operati nel settore delle misure di prevenzione patrimoniali. Ricordiamo quindi a tal proposito il sequestro avvenuto a carico di 2 imprenditori nel settore dell'edilizia e di un imprenditore nel settore dei giochi e delle scommesse, a riprova di quanto questi settori economici siano il primo tradizionalmente, il secondo ormai con una certa consuetudine, compenetrati o comunque gravitino nella sfera di interesse del crimine organizzato di tipo mafioso. In provincia di Agrigento sono notevolmente aumentati, se paragonati al semestre precedente, gli episodi di estorsioni denunciate. Quindi il dato è confortante sotto il profilo della denuncia. È chiaro che sapere che c'è un aumento di episodi di estorsione pone sempre sulla massima attenzione gli organi di polizia, sia gli organi di polizia giudiziaria ma soprattutto l'autorità giudiziaria circa l'esistenza del fenomeno estorsivo, che è tra i principali, se non il principale, campanello d'allarme dell'esistenza e dell'operatività e della salute di un'organizzazione criminale che opera su un territorio. Un appello a collaborare a chi, come diceva lei, è quasi rassegnato e che considera il pizzo un costo d'azienda.
No, nessuna rassegnazione. L'imprenditore deve necessariamente ricordare a se stesso che fa parte di un sistema e di una comunità il cui fine principale è quello del progresso. La mafia non porta progresso in un territorio, la mafia porta inevitabilmente sottosviluppo. Tumori al seno, l'appello in Commissione Sanità dell'ARS della Presidente Margherita La Rocca Ruvolo per sottoporsi al test gratuito. Arturo Cantella. Tumori al seno, appello in Commissione Salute all'ARS, accogliete l'invito per il test mammografico gratuito, l'intervento del Presidente, onorevole Margherita La Rocca Ruvolo. C'è ancora tanto da fare in Sicilia per la prevenzione dei tumori al seno su un target di 345.000 donne dai 50 ai 69 anni che ricevono a casa l'invito delle ASP delle varie province. L'adesione al test mammografo è di circa il 30%, questo nonostante l'impegno profuso in questi anni dall'assessorato regionale per la salute, coinvolgendo i medici di famiglia. È necessario quindi un cambio di tendenza, cercheremo di fare ancora di più per convincere le donne ad effettuare i test gratuiti. A dichiararlo è il presidente della Commissione Sanità Margherita La Rocca Ruvolo a margine di un incontro avuto con il gruppo italiano Screening Mammografico, GISMA, in ordine ai percorsi di prevenzione, diagnosi e cura del cancro al seno nell'ambito dei programmi di screening organizzati che si è svolto presso la Sala Piersanti Mattarella a Palazzo dei Normanni. Nel corso dell'incontro hanno portato il loro contributo il professor Massimo Midili, docente ordinario di diagnostica per immagini e rettore eletto dell'Università degli Studi di Palermo, Silvia De Andra, presidente del gruppo italiano Screening Mammografico, Francesca Catalano, presidente della rete senologica oncologica della regione siciliana, Giuseppe Merlino, Giovanni Sagutti, Alfonso Frigerio, medici, rappresentanti di GISMA e la dottoressa Lucia Lisacchi, dirigente responsabile del servizio prevenzione secondaria dell'assessorato regionale per la salute. Accogliendo l'invito del GISMA, spiega il presidente della Commissione La Rocca Ruvolo, abbiamo così promosso questo incontro per fare il punto sullo stato dell'arte dei test mammografici e per avviare un percorso di collaborazione che possa contribuire a una maggiore diffusione della cultura della prevenzione dei tumori al seno tra le donne e gli operatori sanitari in Sicilia. Purtroppo, continua il presidente Margherita La Rocca Ruvolo, la situazione non è delle migliori, gli inviti molto spesso non vengono accolti, per questo rivolgo un appello alle donne siciliane, la prevenzione è importante, accettate quindi l'invito a effettuare gratuitamente il test mammografico nelle strutture convenzionate più vicine ai vostri comuni di residenza e lì è possibile, conclude il presidente La Rocca Ruvolo, trovare tutte le informazioni sui siti delle ASP di riferimento. Prosegue il nostro viaggio negli istituti scolastici di Agrigento. Oggi siamo stati al liceo Politi. Siamo all'Istituto Politi di Agrigento, nel nostro giro tra le scuole agrigentine, siamo con la dirigente scolastica dottoressa Ferrandelli. Un inizio di anno scolastico, come è andato qui al Politi? Allora, tutto sommato diciamo che è andata abbastanza bene, i ragazzi sono entrati tutti, stanno frequentando in presenza, sono molto felici di essere presenti, semplicemente che abbiamo lavorato tanto per cercare di farli entrare e farli restare in presenza nelle condizioni di sicurezza più ottimali possibili. Quindi la loro permanenza a scuola è vincolata alle regole dei protocolli della normativa anti-Covid, quindi stanno in classe tutta la mattinata con la mascherina, le finestre aperte, gli ingressi contingentati in tutte e tre le sedi. Per cui diciamo che finora i ragazzi stanno mantenendo il rispetto di queste regole proprio perché anche loro sono
contenti e vogliosi e felici di essere a scuola. Tra l'altro voi il giorno 12 siete stati sede del camper per fare i vaccini presso le scuole, insomma il Polito è stato uno dei primi. Sì, è vero, e devo dire che non c'è stata una grande affluenza il giorno dell'Open Fax organizzato qua da noi, ma nulla toglie che non ce ne possa essere qualche altro prossimamente. Però da quello che si percepisce così nell'aria, devo dire che i giovani hanno risposto in maniera molto positiva alla possibilità di vaccinarsi. Qualcuno chiede se possono stare senza mascherina perché sono tutti col Green Pass e sono tutti vaccinati. Questo ancora non ci è dato sapere come comportarci in merito, perché non abbiamo ancora nessuna normativa che ci illustra, che ci chiarisce come comportarci in questo. Invece i docenti presi? I docenti sono tutti vaccinati, soltanto c'è una sola docente che ogni 48 ore va a fare il tampone e quindi presenta il Green Pass al controllo richiesto. Per il resto stiamo utilizzando in maniera molto efficace, devo dire, la piattaforma ministeriale che ci dà immediatamente, ci mette a conoscenza di quella che è la situazione ma sono tutti vaccinati i docenti. Quindi niente didattica a distanza? Fino ad ora no, perché non se ne è presentata, speriamo di continuare così, insomma, tranne qualche richiesta così a tempo limitato per problemi periodici legati a situazioni particolari di qualche alunno in qualche classe, ma niente didattica a distanza. Tra le attività didattiche scolastiche cosa c'è in pentola quest'anno? Quali novità, diciamo, se ne avete pensate di svolgere come attività, diciamo, scolastica? Allora, quest'anno abbiamo tanto in pentola già abbiamo lavorato tanto anche durante il periodo della didattica a distanza, la scuola non si è fermata e si sono prodotti e ottenuti tanti obiettivi positivi. Quest'anno in più, oltre all'entusiasmo per la partecipazione a quello che a proseguire quello che è stato avviato negli anni passati, in più da qualche giorno abbiamo ricevuto la notizia che la scuola è stata inserita nel progetto nazionale del percorso biomedico. Quindi abbiamo anche questa opportunità formativa in più per i nostri ragazzi che consentirà, insomma, di ottenere ulteriori vantaggi formativi. Nuovi orizzonti, assolutamente sì. Quindi, diciamo, il suo è un ottimismo cauto o un buon ottimismo per l'avvio dell'anno scolastico? Allora, il mio è sempre un ottimismo cauto, perché io ripeto sempre ai ragazzi, facendo così, incontrandoli nei corridoi o facendo il giro per le classi, di cercare di continuare a rispettare le regole non solo dentro la scuola, ma anche e soprattutto fuori. Allora, in questa scuola mi sto trovando benissimo, ho fatto subito amicizia con i compagni, anche se ne conoscevo soltanto 2. Mi fa molto piacere che veniamo tutti da paesi diversi anche per conoscere gli altri paesi o cose del genere. I professori finora mi stanno sembrando abbastanza bravi e niente, speriamo che va bene. Mi trovo molto bene in questa scuola e niente. Ecco, l'impatto com'è stato anche con gli altri ragazzi? È stato molto bello. Una battuta, come ti trovi in questa scuola, dai? Tutto bene, è una bella scuola, ben organizzata. Perché l'hai scelta? Perché per me è una delle migliori ad Agrigento. Quale indirizzo hai scelto? Scientifico tradizionale. Con le nuove norme come vi trovate? Tutto bene, è ben organizzata la scuola. Quindi il giudizio positivo?
Sì, sì. Pausa per la pubblicità. A tra poco. A cura dell'Accademia di Belle Arti di Agrigento è stato presentato il volume Ce ne ricorderemo di questo pianeta. Arturo Cantella. Presso i locali dell'Accademia Belle Arti Michelangelo, diretta dal professor Alfredo Prado, presentato ieri il libro dell'onorevole Alessandro Pagano dal titolo Ce ne ricorderemo in questo pianeta. All'evento hanno partecipato, oltre che autori critici, Beniamino Biondi, Paolo Giansiracusa, Nuccio Mula, Luca Pionasco, Stefano Puglisi e l'attore agrigentino Gaetano Aronica. Ha moderato il dibattito Elisa Cusumano. Affollata l'assemblea che con interesse ha seguito l'evento, rispettoso delle norme sul Green Pass. Chi fa politica pensa che sia abituato soltanto a parlare o a discutere di politica, ma in verità Sciascia è stato anche politica, nel senso che la capacità che ha avuto lui di incidere nel nostro vissuto quotidiano è realmente qualcosa di straordinario. Pochi sanno per esempio che lui è probabilmente all'interno della cinematografia mondiale come lo scrittore che è stato interpretato più volte come opere cinematografiche, ma non solo in Italia, anche fuori. E si deve comprendere che cosa significa la Sicilia di quegli anni, la Sicilia dove la mafia era oggettivamente dominante nel contesto culturale, sociale, economico della nostra società. E avere avuto la capacità di un uomo che non soltanto ha scritto cose intelligenti, che non erano legate soltanto a una narrazione, a una capacità di trasmettere sentimenti, emozioni, ma era anche la capacità di voler incidere profondamente nel tessuto sociale, cioè nel volerlo cambiare, di cambiare il male in bene, operazione che sicuramente possiamo dire oggi, a 30 anni dalla sua morte, perfettamente riuscita. Ma il fatto stesso che lui abbia scritto libri che poi sono diventate opere cinematografiche, fra l'altro non con uno regista in particolare, quasi tutti facevano una gara per poterlo tradurre sotto un profilo cinematografico, è prova concreta che l'uomo non soltanto era stimato intellettualmente ma aveva anche la capacità di incidere. Quindi Alessandro Pagano che scrive un libro su Sciascia, devo dire è l'omaggio sacrosanto a uno dei nostri padri, a colui che probabilmente ha inciso di più in questo scorcio di secolo al cambiamento sociale. E che lo faccia un politico, voglio dire, non trovo nulla di male, la politica è una delle componenti umane, non è che il politico vive in un acquario e quindi non si occupa di tutto il resto. Il buon politico deve essere buon padre di famiglia, buon marito, deve essere un buon operatore della società, perché no deve anche sapere interpretare scrivendo libri. Sì, una presentazione di un libro che vuole offrire una traccia probabilmente eccentrica rispetto ai classici studi sciasciani nell'analisi e nell'interpretazione della vita e dell'impegno del grande scrittore. Il libro si focalizza soprattutto sul tema di Sciascia e dell'ideologia, declinandolo attraverso i rapporti difficili, tormentati per certi aspetti con il Partito Comunista fino alla fuoriuscita di Sciascia e l'impegno con il Partito Radicale. È evidente che è una narrazione di uno scrittore che anteponeva la libertà della propria espressione, quindi del proprio giudizio sulla società italiana rispetto agli obblighi della politica e del partito. In questo senso è stato un uomo autenticamente libero. Questa sera cercheremo di tracciarne anche un parallelo, soprattutto con il mio intervento, con l'altro grande intellettuale italiano che è Pierpaolo Pasolini, anche lui con vicende per certi aspetti simili e con un'amicizia che in qualche modo ha ceduto il testimone fra l'uno e l'altro proprio dopo la morte nel 1975 di Pasolini, nel momento in cui Sciascia è diventato davvero l'unico grande intellettuale italiano sulle scene. Infine si dialogherà anche intorno a un tema che è stato poco tracciato negli studi, ossia il rapporto di Sciascia con Caltanissetta, perché Caltanissetta è stata la città non soltanto che Sciascia ha amato di più, ma nella quale attraverso la rivista Galleria è riuscito a far diventare un piccolo centro dell'entroterra siciliano come un luogo assiale nella cultura nazionale, producendo e promuovendo le opere di scrittori che sarebbero diventati poi davvero tra i più importanti della scena letteraria italiana. Beh, questa sera parliamo di Leonardo Sciascia, un grande siciliano, e ne parliamo a 100 anni dalla nascita. Leonardo Sciascia nacque nel 1921, adesso siamo nel 2021 e quindi sono passati 100 anni ed è giusto che come siciliani questa sera così sottolineiamo la presenza di questo grande scrittore di caratura europea, perché per noi è lo scrittore della Sicilia,
delle questioni italiane, dei grandi problemi dell'Italia, ma vorrei dire è stato letto molto dai francesi, è stato tradotto in tutte le lingue del mondo, per cui Leonardo Sciascia è patrimonio dell'umanità. Questa sera ne parliamo con alcuni studiosi e l'occasione è data dalla presentazione di un libretto curato dall'onorevole Alessandro Pagan. Un libretto che ha un titolo particolare: Ce ne ricorderemo di questo pianeta. È una frase interessante che ci fa comprendere come Leonardo Sciascia, negli ultimi anni della sua vita, abbia maturato l'idea di un Dio che crea, di un Dio che perdona, di un Dio che è al di sopra di ogni cosa. Lui che parte, diciamo, da una posizione atea, assolutamente atea, a poco nel tempo scopre Dio, e quando fa scrivere sulla sua tomba l'epitaffio "Ce ne ricorderemo di questo pianeta", ci dà l'impressione che per lui ci sarà una rinascita, ci sarà un ritorno dell'essere. E ci sarà una nuova vita per i tram a Messina. Vediamo. Sostanzialmente cambia il volto di Messina sia sotto il profilo urbanistico sia sotto il profilo architettonico, perché come avete sentito in conferenza stampa molti sono gli elementi di riqualificazione di spazi pubblici notevoli. Mi riferisco alla piazza della stazione, mi riferisco al nuovo restyling di Piazza Cairoli, mi riferisco alla zona di provinciale del complesso Palano, ma mi riferisco anche alla porta della città, che è la cortina del porto, dove, ricordo, annualmente arrivano circa 400.000 persone. Ma valutato da subito che il tram, così come ho avuto modo di dire, così come era stato configurato, avesse grosse criticità, noi in campagna elettorale abbiamo lanciato una grossa provocazione, e tale era, ci tengo a sottolinearlo, perché purtroppo spesso poi non si ha la giusta ironia per comprendere quali sono le provocazioni e quali sono le reali poi intenzioni di un'amministrazione. Dopo una serie di valutazioni effettuate anche con il Ministero delle Infrastrutture, si è addivenuti alla conclusione che non era possibile smantellare il tram così per come è stato configurato, proprio perché è ancora in corso di tempo utile. Sapete che il tram deriva da un finanziamento pubblico e quindi non era possibile intervenire. Detto ciò, fatta questo tipo di valutazione, abbiamo deciso di rilanciarlo e migliorarlo laddove c'erano tutta una serie di criticità, c'erano e ci sono tutta una serie di criticità che rendono poco utilizzabile il tram, ma soprattutto determinano molte problematiche alla città, una per tutte gli allagamenti continui di Viale della Libertà. Siamo alla pagina sportiva calcio e Stefano Majorano, il calciatore dell'Acragas, squalificato ma in campo contro la Nissa. Carmelo Lentini. Il calciatore dell'Acragas indiziato per aver fatto parte della sfida contro la Nissa, pur essendo squalificato per un turno, è Stefano Majorano. Il centrocampista partenopeo, infatti, nell'ultima gara del campionato di Serie D Girone I, con la maglia del Paternò contro il Gelbson, rimediò una munizione che lo fece entrare in diffida. Nella gara disputata di recupero con il Messina ricevette ancora una nuova ammonizione che automaticamente gli costò una squalifica per un turno. Il giocatore da allora non l'aveva ancora scontata. Gli è andata bene con lo Sciacca, ma quest'ultima non ha presentato ricorso ed oggi i termini sono stati superati per scadenza dei termini. Mentre per la Nissa, molto attenta alla segreteria biancoscudata, non è passata inosservata. Si va verso la vittoria a tavolino per la compagine nissera, quindi un 3-0 che cambia la classifica dopo 2 turni. La Nissa balzerebbe in vetta a punteggio pieno, quindi a 6 punti, mentre l'Acragas andrebbe indietro a perdere 1 punto e quindi posizionerebbe con 3 punti. Domenica, in occasione della partita Acragas Oratorio Santi Ciro e Giorgio di Marineo, i calciatori bianco-azzurri scenderanno in campo portando in braccio dei cuccioli di cane, con lo scopo di sensibilizzare sul tema dell'adozione consapevole contro ogni forma di violenza sugli animali.
Allo stadio, per sensibilizzare il pubblico, saranno presenti con il sindaco Franco Miccichè, l'assessore Roberta Lala e la presidente dell'Acragas Sonia Giordano. Ed era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e arrivederci.